Il clima elettorale in Sicilia si è infuocato dopo la presentazione all'Assemblea regionale siciliana di un emendamento che chiede la nomina di commissari straordinari nei comuni interessati al voto, tra i quali Agrigento, Ribera Camastra, Cammarata, Casteltermini, Raffadali, Siculiana e Realmonte. L'emendamento Locurto non è affatto piaciuto ai sindaci che hanno firmato una lettera di fuoco indirizzata al presidente dell'Assemblea Miccichè ed hanno sollecitato l'intervento dell'Anci Sicilia. Ed infatti il Consiglio dell'Anci Sicilia ha chiesto che, in conformità a quanto avviene a livello nazionale, anche nella regione siciliana si proceda con lo spostamento al prossimo autunno delle elezioni amministrative. È necessario che i sindaci della Sicilia coinvolti al voto possano affrontare l'emergenza sanitaria che potrebbe esplodere con più forza a partire dal 4 maggio. Si tratta di seguire anche nell'isola un percorso lineare che non legittima alcuna forma di indebito commissariamento. È una scelta inopportuna rispetto al grave momento che stiamo vivendo per l'emergenza sanitaria, scrivono i sindaci della provincia, ad eccezione di quelli coinvolti al voto. L'emendamento Locurto è inammissibile, scrivono ancora, e si discosta dalla volontà del governo nazionale che ha prorogato le cariche fissando lo svolgimento del turno elettorale fra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020. Tale proroga consentirebbe agli amministratori dei comuni interessati di fronteggiare l'emergenza sanitaria e socio-economica. Se l'Assemblea regionale sarà favorevole all'approvazione dell'emendamento, dichiarano i sindaci agrigentini, chiediamo di conoscere chi ha votato a favore e chi no, e tutto in maniera palese. Ci appelliamo al principio della trasparenza, certi che l'Assemblea adotterà una decisione alla luce del sole senza mortificare il ruolo dei sindaci, oggi più che mai in prima linea al servizio delle comunità locali. Sono al secondo anno di mandato, quindi non ero interessato direttamente da questa vicenda. Però mi lasci passare il termine, sono rimasto basito e sgomento da questa presa di posizione di qualche deputato regionale e specificatamente l'onorevole Locurto, che ha presentato questo emendamento. Non le nascondo che sono stato tra i primi sindaci ad attivarmi, sono stato uno dei primi a firmatare anche in sede di Anci Sicilia. Io parlo anche come componente della direzione regionale dell'Anci. Mi sono attivato da subito per far sì che questo scempio, perché veramente era un emendamento scempio, si fermasse e ci auguriamo che si fermi. Abbiamo stilato un documento molto articolato. Stamattina personalmente io, a nome dei colleghi dei 43 sindaci agrigentini, l'ho inoltrato al presidente Musumeci e al presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè. Cosa chiediamo? Chiediamo tre cose su tutte. Intanto che l'emendamento venga dichiarato inammissibile, perché è inammissibile. Io ricordo a me stesso che c'è oggi un provvedimento del governo nazionale che dice chiaramente che le elezioni amministrative sono state rinviate nella sessione autunnale, quindi dal 20 ottobre al 20 dicembre, in quest'arco di tempo, e che quindi sia ovvio, sia palese, sia naturale, sia anche, mi passi il termine, anche democratico, che siano i sindaci che oggi hanno vissuto questo momento storico particolare a traghettare i comuni verso le elezioni. Non ci stiamo con questi commissariamenti, diciamo, che invadono anche la sfera non solo politica, ma dico soprattutto democratica della vita politica amministrativa dei comuni, e pertanto abbiamo richiesto con forza che questo emendamento venga in ogni caso dichiarato inammissibile come primo punto, e in subordine abbiamo chiesto al presidente Miccichè di far ritirare l'emendamento all'onorevole Locurto, e non per ultimo di eventualmente che questo emendamento venga votato in aula non col segreto dell'urna, ma a chiare, diciamo con il voto palese, in modo da capire che eventualmente chi sono quei deputati che accondiscendenti a questo emendamento, che devo dire può essere sicuramente definito un emendamento che va contro e viola le regole democratiche e istituzionali degli enti locali.